Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar dedicato al Genelec Smart IP Range, quindi i diffusori presentati da Genelec e che hanno la caratteristica principale di fornirci connettività Dante e analogica simultaneamente e di avere molte altre caratteristiche estremamente comode e flessibili per l'implementazione di sistemi audio a zone basati su audio over IP. Vediamo brevemente appunto le caratteristiche principali di questo dispositivo, di questa famiglia di dispositivi, partendo da un'introduzione molto rapida a quali sono le caratteristiche che la rendono particolarmente brillante nel panorama dei diffusori a connettività Dante attualmente disponibili sul mercato. Fondamentalmente la grande potenzialità che ci offre Genelec con questa linea di diffusori è quella di fornirci con un singolo cavo segnale audio, alimentazione, monitoraggio e infine anche uno strumento per la calibrazione del sistema di speaker direttamente tramite un singolo cavo di categoria. Che cosa significa nel dettaglio? Beh, innanzitutto ci dà la possibilità di implementare un sistema scalabile, perché è proprio una caratteristica della rete e quindi ampliabile e modificabile in base alle necessità che di volta in volta il nostro cliente finale va ad esporci. Oltre a questo è flessibile appunto per la possibilità che ci offre di dimensionare le zone e raggruppare gli speaker nella modalità e nelle configurazioni che ci possono più essere necessarie. Oltre a questo non dobbiamo dimenticarci che affidare il cablaggio strutturato, quindi il collegamento dei diffusori alla infrastruttura di rete, è sicuramente un sistema per diciamo, ottimizzare anche i costi in fase di installazione. Nel dettaglio, quindi, ogni singolo diffusore che compone un impianto Genelec Smart IP ha bisogno di un cavo di rete CAT, come vediamo da questa slide, che è in grado di fornire l'alimentazione PoE o PoE Plus, che ci permette di sfruttare quindi le possibilità di controllo e di management tramite le Open API sviluppate da Genelec per i singoli loudspeaker e infine di ricevere lo stream audio direttamente in formato AES67 o tramite protocollo Dante, sempre tramite il cavo di rete. In alternativa, ovviamente, il diffusore mantiene la possibilità di essere alimentato dal punto di vista del segnale tramite un ingresso analogico sempre disponibile su connettore Euroblock nella parte posteriore di ogni modello di diffusore. Le necessità che ogni installatore audio diciamo, manifesta quando si tratta di connettere un diffusore alla rete e di progettare un sistema install fisso richiede appunto vari tipi di segnali e vari tipi di protocolli che vadano a interagire con lo speaker. Innanzitutto, importantissimo sempre di più nel panorama delle installazioni di tipo fisso sono le automazioni derivanti dal sistema di controllo audio-video, quindi la possibilità di automaticamente andare a gestire livelli e quant'altro tramite il sistema di controllo che equipaggia la sala. Quindi abbiamo poi la presenza di un processore audio che si occupa a livello di DSP di trattare il segnale, amplificatori che ricevono il segnale del DSP e lo indirizzano in modo corretto allo speaker passivo in questo caso, quindi potenza di amplificazione. Detto questo, il sistema poi di Genelec ci permette di agire anche su parametri tipicamente audio e quindi dedicati alla calibrazione, quali equalizzatori, level trim, delay, per andare a gestire appunto anche le distanze che sono coinvolte nel sistema audio che stiamo considerando, il recall di preset in base per esempio ai contenuti che stiamo andando a diffondere, link per l'automazione, il monitoraggio, come dicevamo poco fa, oltre al sistema di controllo, molto importante ormai sempre di più negli ultimi anni, è avere la possibilità di monitorare anche da remoto possibilmente lo status dei vari dispositivi che equipaggiano il nostro sistema AV e infine, non perché sia meno importante, ma ovviamente
perché viene dato abbastanza per scontato, è la possibilità di gestire gli streaming audio tramite appunto S67 o Dante direttamente a bordo dello speaker. Quindi tutte queste necessità vengono in realtà assorbite dai software e dai dispositivi hardware che Genelec ha implementato per rendere la distribuzione audio over IP semplice, ma soprattutto estremamente efficace dal punto di vista della qualità. È la prima volta infatti che ci troviamo a considerare speaker qualitativamente di questo livello. Sappiamo tutti che Genelec è sicuramente un brand che non ha bisogno di presentazioni per quanto riguarda la storia del monitoring in ambito recording o comunque dell'audio anche residenziale o retail di altissima qualità, con tutte queste funzionalità che invece normalmente troviamo su speaker decisamente diversi dedicati alle installazioni fisse. A livello tecnico abbiamo, citato brevemente prima che il singolo cavo deve fornire anche l'alimentazione per lo speaker, quindi lo speaker si alimenta, si accende, si attiva ed emette potenza, perché stiamo parlando di speaker attivi, quindi con amplificazione integrata, direttamente con l'alimentazione fornita dal nostro switch di rete. Lo switch di rete, abbiamo visto, può essere PoE o PoE Plus. Questa è una caratteristica molto importante perché ci spiega come Genelec riesce a razionalizzare, a ottimizzare anche la potenza dello switch. Vedete che quando siamo di fronte a uno switch con porte PoE Plus, quindi con una capacità in termini di potenza elettrica di 30 watt, andiamo a rispondere allo standard IEEE 802.3 AT e riusciamo a consegnare al diffusore una potenza di 25,5 watt, che è la potenza che il diffusore Genelec Smart IP richiede per lavorare al massimo delle sue caratteristiche. Quindi riesce in questo caso a sfruttare dai 42,5 ai 57 VDC con 600 mA di corrente erogati, fino a un massimo di 600 mA erogati. In questo caso il power management avviene tramite protocollo Signature e ovviamente con Link Layer Discovery Protocol, che ci permette tramite lo switch di effettuare il discovery dei dispositivi e anche di ottenere molte caratteristiche relative al dispositivo collegato. Quando invece lavoriamo con un'alimentazione PoE, quindi con uno switch meno potente in termini di power budget, andiamo ad erogare 15 watt per porta e in questo caso rispondiamo allo standard IEEE 802.3 AF. Quindi in questo caso il diffusore richiede un massimo di 13 watt per funzionare ed è in grado di ricevere dai 35, 57 e 48 VDC oppure un massimo di 350 mA di corrente. In questo caso il power management avviene direttamente tramite protocollo Signature, quindi senza Link Layer Discovery Protocol, come abbiamo visto nel caso dell'erogazione di potenza a 30 watt, quindi con standard PoE+. Che cosa significa questa distinzione in termini di picchi audio e di potenza? Perché ovviamente fornendo potenze così diverse allo stesso tipo di amplificazione attiva otterremo sicuramente risultati audio diversi. Sostanzialmente Genelec applica un algoritmo che considera il tempo di utilizzo della potenza, quindi sostanzialmente mentre lo switch eroga una potenza costante nel tempo, l'alimentatore interno al diffusore è in grado di sviluppare un profilo basato sul tempo, durante il quale viene utilizzata appunto la potenza erogata dallo switch. In sostanza quello che vediamo è che il profilo che appunto il sistema interno ai diffusori riesce a riprodurre viene salvato all'interno dell'alimentazione e quindi andiamo a fare delle considerazioni in base alla durata del picco di uscita. Quindi vediamo che la differenza tra PoE e PoE Plus sostanzialmente è solo relativa al tempo durante il quale riusciamo ad erogare la massima potenza e più che altro il massimo SPL, Sound Pressure Level, che il diffusore è in grado di erogare. Quindi in questo modo riusciamo a utilizzare sostanzialmente il diffusore sia con switch PoE che switch PoE Plus. Attenzione però alla limitazione appunto nel tempo dell'erogazione del massimo SPL possibile per lo speaker. Dal punto di vista dei requirements per la rete abbiamo ovviamente le tipiche
i tipici requisiti che normalmente sono richiesti per sistemi di tipo Dante. Quindi sostanzialmente switch gigabit managed, quindi con la possibilità di intervenire sulla configurazione. Nel caso volessimo sfruttare il massimo SPL, ovviamente molto consigliato uno switch con power budget e con protocollo PoE Plus, e ovviamente dobbiamo avere la possibilità di gestire il QoS, quindi il Quality of Service a livello di priorità all'interno dello switch, di abilitare il GMP snooping nel caso di streaming multicast. Ovviamente se parliamo di Dante e AS67 le considerazioni sono leggermente diverse, e ovviamente IEEE Energy Efficient Ethernet Power Saving deve essere disattivato nello switch per andare a gestire correttamente l'alimentazione ed evitare che le porte si spengano dopo un tempo di inutilizzo predefinito. Nel caso in cui ovviamente il nostro sistema sia strutturato in modo più complesso, quindi con per esempio più switch coinvolti nella rete e quindi un'infrastruttura più complessa, diventa importante configurare correttamente gli switch, quindi per esempio creare le VLAN dedicate al protocollo audio over IP che dobbiamo gestire, dimensionare correttamente i trunk in caso i flussi siano importanti, e andare ovviamente a fare tutte le considerazioni del caso quando parliamo per esempio di gestione di flussi multicast all'interno del nostro sistema audio. Dal punto di vista della rete, questa volta rivolto verso il diffusore, come tutti i dispositivi caratterizzati dal protocollo Dante, abbiamo due distinte identità dedicate, una al controllo e quindi al collegamento con il software Smart IP Manager e l'API sviluppata da Genelec per il controllo, e una interfaccia di rete dedicata invece al trasporto del segnale Dante, come vedete nell'immagine riportata in questa slide. Ovviamente la parte di Dante OS67 viene gestita direttamente tramite il software dedicato Dante Controller. Ripeto, è una caratteristica importante, abbiamo due interfacce di rete distinte, ma dal punto di vista fisico un singolo cavo e una singola porta, come accade per moltissimi dispositivi Dante. Dicevamo che la parte di gestione e routing dei segnali, quindi l'assegnazione dei canali Dante, avviene tramite Dante Controller, il software che tutti conosciamo per la gestione degli incroci e del routing dei segnali Dante OS67, e quindi dobbiamo obbligatoriamente tenere in considerazione questo strumento per l'assegnazione dei canali di streaming. Diversa invece la considerazione che dobbiamo fare quando parliamo dei diversi ingressi disponibili a bordo del diffusore stesso. Come abbiamo detto all'inizio, il diffusore mantiene la possibilità di ricevere il segnale anche dall'ingresso analogico su Euroblock, quindi abbiamo la possibilità tramite Smart IP Manager, in questo caso, quindi non Dante Controller, di selezionare se ricevere il segnale audio da uno streaming oppure dall'ingresso analogico. È importante sottolineare che i due protocolli over IP, quindi AS67 e Dante, sono alternativi l'uno all'altro, quindi non simultanei. Dal punto di vista invece del PAN e quindi della stereofonia, è importante una volta in più sottolineare che lo speaker può emettere sia un segnale mono che la somma di due segnali simultaneamente. Dal punto di vista del controllo, l'API di cui abbiamo parlato, appunto sviluppata da Genelec, permette tramite il protocollo HTTP 1.1 di implementare un protocollo appunto di response message e di andare poi a renderlo leggibile tramite il formato JSON sostanzialmente. I comandi che riusciamo a gestire tramite l'API sono appunto la gestione dei livelli e del mute del singolo dispositivo o della zona implementata,
Possiamo poi ricevere informazioni sul dispositivo, per esempio la versione di firmware, la gestione dell'indirizzamento e così via, e la selezione dei profili, quindi l'attivazione e la selezione di profili o preset. Quello che non possiamo fare invece, ed è importante gestire queste potenzialità tramite l'API, è l'allineamento acustico, okay, la calibrazione delle frequenze di lavoro dei diffusori, la selezione dello stream e le impostazioni del receiver, la creazione di zone e il recall dei profili connessi alle zone, e lo switch tramite il segnale di stream, quindi A67 o Dante, e l'ingresso analogico. Tutte queste ultime operazioni non possono essere gestite tramite l'API dall'esterno, ma possono essere ovviamente gestite agevolmente tramite Smart IP Manager, che è appunto il software di configurazione dedicato all'installatore che ha l'utilità appunto di creare le zone, sezionare l'impianto, calibrarlo tramite i sistemi di calibrazione, applicare curve di equalizzazione e così via. Questo è quello che diciamo riusciamo con una rapida preview a vedere all'interno di Smart IP Manager, quindi curve di equalizzazione applicate, suddivisione dell'impianto tramite zone, assegnazione dell'ingresso analogico o dell'ingresso per esempio su stream. Molto importante ricordare che anche Genelec è partner di QSIS, quindi abbiamo un plugin ufficiale riconosciuto e qualificato da QSIS per gestire direttamente il diffusore all'interno di un design QSIS. Quindi tramite l'API di cui abbiamo parlato poco fa possiamo andare a interagire anche in questo senso. In termini di calibrazione, tramite il sistema poi GML sempre di Genelec, possiamo andare anche a effettuare una calibrazione puntuale del nostro sistema tramite appunto un microfono, un'interfaccia audio che ci permettono di calibrare nel modo più preciso possibile gli speaker e le zone che abbiamo implementato nel sistema. Quali sono i modelli che fanno parte di questo range di diffusori Smart IP? Abbiamo appunto la famiglia è composta da 3 diffusori point source e da un diffusore da controsoffitto più un pendente, e di recente è stato introdotto anche un subwoofer attivo, sempre PoE Plus, che è molto interessante appunto per le caratteristiche di alimentazione e di SPL che riesce a raggiungere. Vediamole rapidamente nel dettaglio. Abbiamo il modello 4410A, il più piccolo, okay, che è equipaggiato con un un woofer da 76 mm e da un tweeter da 19, quindi 3 pollici e 3 quarti di pollice per quanto riguarda invece il tweeter. L'amplificatore è in grado di erogare 18 watt per il woofer e 18 watt per il tweeter. La risposta in frequenza va da 74 Hz a 20 Hz. Vedete che nonostante le dimensioni compatte del woofer ci troviamo comunque a muoverci in un range molto molto ampio in frequenza. La connessione, e questa è una caratteristica comune a tutti i diffusori smart speaker, è sempre su singolo cavo RJ45, sia per l'ingresso S67 sia per Dante che per l'alimentazione. È presente ovviamente l'ingresso analogico per gestire l'eventuale routing. Il modello più piccolo, che è il 4410, è disponibile solamente in grigio e in bianco, mentre come vediamo per i modelli più grandi come dimensioni, in questo caso abbiamo un tweeter da 4 pollici, scusate, un woofer da 4 pollici, un tweeter da 3 quarti di pollice. In questo caso raggiungiamo 100 dB di SPL, a differenza del modello 4410 che ne eroga solamente 96, e abbiamo la possibilità, appunto come avevo introdotto, di scegliere tra la finitura grigia bianca, RAW, l'alluminio spazzolato, molto molto richiesto dove si va dal punto di vista architettonico a simulare ambienti
più industriali, magari con meccaniche a vista o con accostamenti particolari, e soprattutto abbiamo anche la possibilità di scegliere tra moltissimi RAL diversi. In questo caso i due amplificatori che equipaggiano lo speaker sono da 50 watt, di 50 watt, ovviamente parliamo sempre di classe D, e abbiamo le connessioni che abbiamo descritto poco fa anche, anche per quanto concerne questo modello, quindi Euroblock per l'ingresso analogico e RJ45 per l'alimentazione Dante S67. La risposta in frequenza in questo caso si amplia verso il basso, appunto grazie alle dimensioni superiori del buffer. Il modello 4430, cresciamo ancora in SPL, arriviamo a 104 dB, la risposta in frequenza scende ulteriormente a 45 Hz e riusciamo in questo caso a sfruttare sempre lo stesso amplificatore visto per il modello 4420, quindi 50 watt per il woofer e 50 watt per il tweeter. Connessioni sempre uguali, diciamo, quindi Euroblock e singolo cavo CAT per segnale stream e alimentazione, e possibilità appunto di scegliere i colori esattamente come abbiamo visto per il modello 4420, quindi grigio, bianco, alluminio spazzolato, oppure da un'ampia tavolozza di RAL che Genelec negli anni ci ha insegnato, ci ha mostrato più volte ed è uno dei punti di forza del catalogo. Il modello in incasso 4435, in questo caso un woofer da 5 e un tweeter da 3/4 di pollici, 104 dB di SPL disponibili, peso molto contenuto che per un diffusore attivo da controsoffitto è un parametro abbastanza importante. Anche in questo caso biamplificazione 50x50 e anche in questo caso Euroblock per ingresso analogico e singolo cavo CAT per Dante S67 alimentazione. Abbiamo a disposizione il colore bianco e il colore grigio con la possibilità di installare griglie nere o griglie grigie per la copertura frontale del tweeter. Stessa identiche caratteristiche ma sistema di montaggio diverso, quindi tweeter sempre da 5 pollici, scusate, woofer sempre da 5 pollici e 1 ottavo e tweeter da 3/4 di pollice, peso leggermente superiore, 5,3 kg per appunto l'infrastruttura tecnica, per l'hardware necessario per l'appendimento, per appunto questo modello pendente, con le stesse identiche caratteristiche viste per appunto il modello Ceiling. In questo caso i colori disponibili sono grigio e bianco. Ultimo modello presentato poco fa per quanto concerne la linea Smart IP è il subwoofer attivo 3440A, dicevo appunto molto interessante le caratteristiche di potenza espressa perché riusciamo a erogare 70 watt, quindi 106 dB di SPL su un range dai 35 ai 120 Hz, quindi un risultato estremamente interessante per alla fine un subwoofer alimentato direttamente da PoE, quindi ulteriormente integrabile nell'ecosistema Smart IP Manager, configurabile, calibrabile e installabile in vari modi, sia a parete che diciamo a pavimento nascosto come normalmente consideriamo di fare con subwoofer per sistemi fissi e distribuzione su zone. Disponibile in grigio e in bianco, ripeto, un modello estremamente interessante per la compattezza rispetto alla potenza che riesce a erogare e all'alimentazione di cui ha necessità. Ricordo ovviamente che le opzioni colori che abbiamo visto prima per i modelli più grandi, quindi 4420, 4430A, sono appunto rappresentati qui con i 120 RAL che Genelec rende disponibili per questi speaker e ovviamente anche per la finitura in alluminio grezzo RAW che è estremamente interessante appunto rispondendo alle tendenze più recenti per il design di spazi architettonici interni. Da non sottovalutare anche l'amplissimo catalogo di accessori per il montaggio e l'installazione, vedete che possiamo installare i diffusori point source per esempio a soffitto o a parete con delle stanze tilt, ma vi invito a visitare il sito Genelec e a valutare gli accessori disponibili nel link che vedete in questa slide perché il panorama è estremamente ampio e consente posizionamenti e regolazioni estremamente precise, estremamente flessibili per ogni modello di diffusori.
Vi invito in chiusura a consultare la nostra pagina dedicata alla formazione all'interno del nostro sito www.prase.it, dove potete trovare ovviamente tutti i corsi erogati per appunto procedere con la formazione in modo indipendente, oppure per iscrivervi ai nostri eventi e webinar, come per esempio questo di oggi dedicato agli Smart IP speaker della gamma Genelec, in modo da essere sempre aggiornati sulle iniziative che sono, diciamo, in programma per i nostri clienti e per le tecnologie che gestiamo all'interno del nostro catalogo. Vi ringrazio molto per averci seguito durante questo webinar dedicato a Genelec Smart IP, alle caratteristiche e alla gamma degli speaker inclusi, e rinnovo appunto l'indicazione di rimanere aggiornati sugli eventi e sulla formazione tramite la nostra Academy nel nostro sito web. Grazie ancora e buona giornata a tutti.